volevo condividere la bellissima presenza di Letizia con voi che siete i miei, diciamo così, coabitatori del laboratorio ed ecco, ve la dono nella sua interezza. Letizia Leone con noi questa sera. Grazie, e io non posso, ringrazio Giacomo, è così generoso nelle sue parole, non posso che aprire con le parole di Borges che diceva appunto a una conferenza delle sue 7 notti, le famose conferenze, che disse appunto la poesia nasce da una situazione emotiva fondamentale, una situazione emotiva di felicità, che è quella da cui nasce e quella che poi genera intorno a sé, che in pratica sono passarsi a confetti sporchi, libro apparentemente anomalo. In effetti questo libro è nato da un'occasione particolare, cioè da un corso sulla poesia erotica di qualche anno fa. E quindi ecco, questo corso sulla poesia erotica mi ha convocato dentro un'ispirazione, perché poi arrivano i fantasmi, la notte ti abitano e quindi tu nelle ore di insonnia ti alzi con tutti i tuoi fantasmi e te ne vai a scrivere. E quindi era un corso sull'erotismo femminile, sul silenzio della donna storicamente riguardo al problema del desiderio, sul tabù. Per questo è nato questo libro che in effetti più che essere un libro è un libro pseudo-erotico. Come ha detto giustamente Paolo Di Paolo nella presentazione che ha fatto, è un libro sulla storia del desiderio e che parte appunto al rovescio, nel senso che partiamo dai nostri giorni, quindi dove vedremo, insomma, si apre con un attacco molto forte, no? Come certe troie felliniane, dove appunto questa figura in estinzione ormai, no? Di questa donna prosperosa degli anni insomma 60, 50 e quindi per metterci di fronte alla realtà invece drammatica dei nostri giorni, di che cos'è oggi la schiavitù sessuale e come siano in fondo anche cambiati i tempi di questa evoluzione storica, per attraversare un po' in generale tutta quella che è il processo della storia del desiderio. Quindi c'è una poesia su Carienna, per esempio, a metà libro, qui ci sono molti richiami anche ai lirici greci e a molti lirici greci, a Saffo, e quindi ecco, in questo senso è un libro pseudo. Le mele che rotolano con stupore rotondo sono bombe di follia amorosa, trappole di cortesia pronte ad esplodere, come se gli aromi ingravidassero una porzione di polpe per Aiace, primo frutto guerriero in crescita del mondo, e la mela, come la rosa, resta potente lezione di forma sulla pietra del silenzio, sulla pietra di cottura della voglia. Quando la dea si annuncia nella desolazione, lo fa una mela facile, una cotogna che scarica vulcani, il sole modesto delle armonie irraggiungibili del frutto. Ecco, e qui c'è la mela come potente lezione di forma, quindi c'è un po' questo discorso anche metaletterario, cioè si scrive della mela, ma si pensa anche a quello che è il discorso della poesia in sé. Quindi ecco perché poi noi dicevamo appunto con Giacomo prima, che oggi la ricerca letteraria, la sperimentazione linguistica passa più attraverso i testi di poesia che attraverso i testi di prosa, anche se poi naturalmente ci sono dei bravi scrittori che fanno un lavoro lodevole sul linguaggio anche in prosa, però diciamo come discorso in generale parlavamo proprio di questo. Poi la caratteristica purtroppo della poesia moderna è quella di essere un po' una poesia ermetica, un po' chiusa, astrusa. Questo dipende dal fatto che poi non c'è un'educazione scolastica adeguata che prepara alla lettura della poesia, perché la poesia ha bisogno di una chiave d'accesso, ha bisogno di essere decodificata perché è un codice particolare, quindi nel momento in cui si riesce a penetrare nel linguaggio, nei segreti del linguaggio poetico, si apre però un mondo infinito e meraviglioso, denso di prospettive.